La 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si conferma trampolino di lancio ideale e privilegiato verso gli Oscar americani. Sono infatti ben 29 le nomination ottenute da 6 dei film presentati in anteprima mondiale lo scorso settembre in Laguna, e tra le candidature una nomination l'ha ottenuta il film italiano È stata la mano di Dio. Il regista napoletano Paolo Sorrentino, già vincitore dell'Oscar americano con La grande bellezza, sogna così il bis con il suo film autobiografico. 29 nomination fanno della Mostra di Venezia il primo festival e confermano il lavoro sontuoso del direttore della mostra Alberto Barbera, che commenta così questo primo verdetto. La nutrita presenza di film dell'ultima mostra del cinema di Venezia tra i nominati per l'Oscar 2022 non può che farci un enorme piacere. Però sono la conferma da un lato della eccellenza della selezione veneziana e dall'altro del fatto che Venezia ormai si conferma come un trampolino di lancio ideale per tutti coloro che sperano di vincere il premio più ambito dell'anno. 12 nomination sono state attribuite a The Power of the Dog di Jane Campion, Leone d'Argento a Venezia, 10 a Dune di Denis Villeneuve, evento attesissimo alla scorsa mostra, 3 per Last Daughter, 2 a Madre Paralelas con Penelope Cruz, vincitrice della Coppa Volpi 2021, una per Spencer di Pablo Ryan, il film su Lady Di, e una a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Leone d'Argento a Venezia. Per la mostra di Venezia un trionfo che, in quanto a nomination, spodesta Cannes 29 a 9. Il frutto di un lavoro decennale che sta dando i suoi frutti e che conferma Venezia come un appuntamento ormai imperdibile nel circuito festivaliero internazionale.